Siamo in Piazza Vittoria oggi per la prima puntata di Centro Anch'io speciale storia della televisione italiana. In ogni puntata racconteremo con la preziosa collaborazione, preziosa e autorevole partecipazione del professor Giorgio Simonelli, un programma che ha segnato nei decenni la storia della televisione, che è stato significativo, 1 o 2 per ogni decennio fino ad oggi. Iniziamo da quando la televisione venne inventata, venne diffusa anche in Italia, ovvero dagli anni 50, e lo facciamo in questa prima puntata con questo signore che è simpaticissimo e si chiama Angelo. Angelo. Possiamo chiederle l'età, signor Angelo? Fatto 90 anni. 90. Stati. Andiamo per i 91. Proprio. Congratulazioni. E lei dove vive, signor Angelo? Qui da solo, lì in via Carlo Sima. Qua in città. E di che si occupava prima di andare in pensione, signor Angelo? Sempre avuto il panificio. Panificio? Fornaio. Ma lì in zona... No, quello lo avevo a Castenedolo. Vabbè, quindi un pochetto di strada, ma non troppa, insomma. Bene, quindi un fornaio storico. Allora, attento, signor Angelo, staremo qui molto volentieri a parlare con lei tanto tempo, ma non ne abbiamo. Io ora le do una serie di indizi. Stiamo parlando di un programma televisivo degli anni 50, quindi bianco-nero, stiamo in bianco-nero. Se lei pensa di indovinarlo, mi blocca e mi dice che programma è. Attenzione, questo programma andò in onda dal 1957 al 1960 sul programma nazionale, cioè l'unica rete televisiva. Venne trasmesso dallo studio 1 di via Teulada, la regia era quella di Antonello Falqui, c'era l'orchestrina diretta da Gorny Kramer. Era un gioco a quiz, gli autori del programma furono Garinei e Giovannini, che erano autori molto, molto fertili e molto preparati in ambito di commedie musicali. La sigla finale fu Domenica e sempre Domenica, e venne condotto da Mario Riva. Ma precisamente. E allora di che programma stiamo parlando? Pensi averlo individuato? Il musichiere, mi sembra. Bravo Angelo, il musichiere, sigla, ne parliamo tra pochissimo. Centro Anch'io. Bene, eccoci qui al primo appuntamento, professor Giorgio Simonelli, esperto, critico storico della radio e della televisione, e in ogni puntata appunto un programma, e partiamo dagli albori con Angelo, che effettivamente ci è andata ben ora perché è un po' anzianello, insomma, anni 50, musichiere. Perché il musichiere, professor Intanto Simonelli? perché anch'io guardavo il musichiere, non ho 91 anni, ma insomma avevo fatto in tempo. Perché il musichiere? Avrei potuto scegliere Lascio raddoppio per parlare dei quiz, che sono stati tra i primi programmi di grande popolarità, ma il musichiere aveva questa caratteristica: univa il quiz, che era il quiz musicale, cioè indovinare le canzoni, che poi è un meccanismo eterno ancora, sarabanda, no? Con il varietà, perché c'era anche l'elemento di varietà, i cantanti, la musica, le canzoni, l'ospite d'onore, niente proprio di meno che arrivava un grande personaggio anche dagli Stati Uniti, perché era la famosa Hollywood sul Tevere a Roma, no? E doveva cantare, e poi c'era questa sigla, Domenica è sempre Domenica. Quindi un prodotto che già aveva un respiro anche un po' internazionale, l'ospitone, ti aspettavi la sorpresa magari in quella puntata? Sì, perché Gary Cooper veniva a cantare, no, al musichiere, quindi voleva dire, insomma, Hollywood a Roma. Vediamo un pezzetto musichiere. Ma che voce? Io li invidio questi che ci hanno. Io non invidio nessuno al mondo quanto quelli che ci hanno stato. Anche io non invidio nessuno. Cioè, io faccio la vita mia, non mi importa. Però un genere solamente di persone invidio. Chi? Gli sciatori acquatici. Acquatici. Perché? Perché io non so sciare. E il tutto era condito, professor Simonelli, dalla familiarità di Mario Riva, molto amato. C'era un conduttore molto amato che poi ebbe, come tutti sanno, una fine tragica, proprio sul palcoscenico ebbe l'incidente che gli fu fatale. Ma poi c'erano anche tutti gli altri personaggi, le famose vallette, Lorella De Luca e Alessandra Panaro, che diventarono povere ma belle, no? Insomma, era veramente quell'Italia degli anni 60, quell'Italia vivacissima, ovviamente c'erano in palio anche dei soldi, che all'epoca, insomma, e anche oggi dei quiz sono sempre importanti, ma c'era poi soprattutto, secondo me, la musica, cioè le canzonette, perché le canzonette sono fondamentali nella storia della televisione. Non a caso, insomma, uno dei programmi più importanti della storia della televisione è il Festival di Sanremo, ma lì indovinare le canzoni, mettere insieme canzoni e quiz è stata un'idea geniale. Benissimo, grazie professor Simonelli per gli anni 50 al musichiere. Domani, anni 60, vedremo le sorprese. A tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Al prossimo appuntamento. Arrivederci.
si sveglia la città con le campane al primo din don del